abbiamo presentato due proposte di legge che hanno come obiettivo quello di inserire nei piani di offerta formativa di tutte le scuole, dalle elementari alle superiori, dei corsi di formazione contro la droga, contro il gioco d'azzardo e per la guida sicura. Noi siamo convinti che queste sono cose che vanno insegnate ai bambini e ai ragazzi, a tutti quanti, bisogna renderle obbligatorie. La Regione Veneto ha la possibilità di inserire questo tipo di corsi gratuiti dentro le scuole, perché abbiamo il personale dentro le URSS già formato per fare queste cose. Adesso c'è questa proposta di legge che, quando diventerà legge, consentirà a tutte le scuole di poter usufruire di questi servizi e cominciare a insegnare ai ragazzi quanto pericoloso è giocare d'azzardo, drogarsi, andare troppo veloci in macchina. Queste tre sono le tre cause principali di grossi problemi fino alla morte per i giovani. Dobbiamo contrastarle in tutti i modi. Siamo sicuri che questo è un servizio che le famiglie apprezzeranno tantissimo e sono convinto che bisogna andare avanti fino in fondo e fare in modo che già dal prossimo anno scolastico questi corsi vengano attuati.